felici di dire che Davide si trova in una fase di risveglio. Lo attende un lungo percorso di guarigione accompagnato dall'amore dei suoi familiari. È con queste parole che Valeria Carnielli, sorella di Davide, racconta i miglioramenti del fratello. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo. Poche righe che però racchiudono tutta la gioia e la speranza per il futuro. Dato inizialmente per disperso, con il timore che fosse tra le vittime travolte dal seracco staccatosi dal ghiacciaio della Marmolada lo scorso 3 luglio, Davide Carnielli, 30 anni, è stato riconosciuto in ospedale dopo che il presidente Luca Zaia aveva chiesto ai sanitari del Cafoncello di scattare delle foto al paziente ricoverato nella rianimazione della neurochirurgia affinché fosse identificato. Residente a Fornace, dove è impegnato come consigliere comunale, Davide è molto noto nella comunità cittadina, che in queste settimane è stata vicina alla famiglia e che oggi torna a sorridere. Sollievo anche da parte del direttore dell'US 2 Benazzi. Sono felice che ci sia questa ripresa, noi sono anche, soddisfatto del lavoro fatto dai nostri operatori, sì, della rianimazione e neurochirurgia di Treviso, che hanno lavorato molto bene e questa è una soddisfazione. Ed è proprio ai sanitari e a tutti gli operatori che nel post Valeria Carnielli affida parole di gratitudine. Saremo per sempre grati agli angeli del soccorso alpino e a tutti i medici e agli infermieri dell'ospedale di Treviso per le amorevoli cure prestate. Dopo circa un mese di ricovero all'ospedale trevigiano, Davide è stato trasferito al Santa Chiara di Trento per la riabilitazione.